magico del Natale, ma pensate anche a tutte le melodie, a Jingle Bells, a Tu scendi dalle stelle, a Bianco Natale e a tutte le note che ci accompagnano in questi giorni magici e speciali. Di solito siamo abituati a vedere degli strumenti o ma al massimo il computer che produce dei suoni, ma non potremmo mai pensare che potesse arrivare una sorpresa come questa da una scuola che usa una scheda programmabile che consente di creare musica usando, pensate un po', la frutta. È uno strumento didattico innovativo e quindi vediamo il video che ci manda il circolo didattico Giuseppe Fava di Mascalucia, in provincia di Catania. Ma che bello questo laboratorio che utilizza la frutta per suonare delle musiche e adesso ci colleghiamo con la scuola che ha fatto questo laboratorio e ha creato questo video. Siamo in diretta con il circolo didattico Giuseppe Fava di Mascalucia in provincia di Catania. Ciao ragazzi! Ciao, allora avete fatto un bellissimo video, complimenti, ma adesso ci dovete un po' spiegare come funziona. Pietro Corsaro è il ragazzo scelto per presentare il progetto. Allora, che cos'è questo suonare la musica con la frutta? Allora, suonare la musica con la frutta è il nostro laboratorio. Infatti qualche giorno fa la maestra è entrata in classe e ha detto che avrebbe parlato di energia elettrica e aveva detto che a lei sembrava un'ottima idea, però a me mi sembrava una cosa divertente. Cosa? Circuiti, elettricità, cose da grandi o da nerd. Però poi alcune parole hanno attratto la nostra attenzione. Codici, programmazione, figo! A noi piace programmare e altro ancora. Costruiremo un pianoforte con frutta e ortaggi. Cosa? Costruire un pianoforte con frutta e ortaggi. Abbiamo spalancato gli occhi increduli, ma vi assicuro che era tutto reale. Alla fine abbiamo parlato di elettricità e abbiamo realizzato un circuito elettrico, ma non il classico circuito lampadina che si spegne e si accende usando sull'interruttore. Cosa abbiamo costruito? Un pianoforte elettrico, circuito, con i tasti di frutta e verdura. Non ci credete? Beh, ve lo dimostreremo. Buon ascolto e grazie. Bene, adesso Pietro mi sa che devi lasciare il tuo posto alla tua compagna di classe perché noi siamo curiosissimi di sentire come si suona la frutta in diretta. Prima nel video, chissà, magari eravate stati bravi a fare un artificio. Invece, secondo me, Irene, la Delfa, che è la tua compagna di classe, che si è seduta al tuo posto, ci può far sentire un brano musicale. We wish you a Merry Christmas. Prego, Irene.
Ma che brava! Bravissima Irene! Ma è una cosa straordinaria! Ci sono dei frutti sul tavolo collegati con dei fili. Ciao Irene! Ciao! Ciao! Che frutta è quella? Allora abbiamo il melograno, il limone, il cetriolo, la zucchina, la melanzana, il mandarino, il kiwi e la soia. Ah, c'è una melanzana, quindi si può suonare anche la verdura, non soltanto la frutta. Ah, Infatti, ok. il nostro pianoforte comprende la frutta e verdura. Ah, ok, perfetto. Allora, ma tu sapevi già suonare qualche strumento? No, in verità io non sapevo suonare quasi di niente, però a scuola, fin dalla prima elementare, abbiamo imparato ad utilizzare il metallofono. Bene, quindi diciamo è anche stato uno stimolo anche per imparare a suonare, per appassionarti anche alla musica, immagino. Sì, certo. Che bello, quindi diciamo unisce arte a tecnologia questo vostro laboratorio. Bravissimi, davvero bravissimi, facciamo i complimenti anche alla vostra insegnante Daniela Borzi. Bravi ragazzi, davvero, tanti, eccola là, ciao! Salve, salve, grazie, grazie, complimenti. Allora, adesso che abbiamo visto questi laboratori,